Serie B-Win, tutti i colori della passione. Sfida ad alta quota l'Adriatico per la 13ª giornata della Serie B-Win. Il lanciatissimo Pescara ospita il Varese rivitalizzato dalla cura Maran. Pescara senza gli squalificati Togni e Brosco e gli infortunati Immobile e Anania. Nel Varese manca Cazzola, in avanti la coppia Neto De Luca. Prima della partita anche a Pescara ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Giulio Campanati, ex presidente dell'AI. Arbitra l'incontro il signor Tommasi di Bassano del Grappa, inquadrato mister Maranna. 7° minuto, il Varese che ci prova subito con questo tiro cross di Cacciatore, poi libera la difesa del Pescara. Zeman che osserva i suoi uomini. Attenzione agli abruzzesi. Cascione in area di rigore per Capitan Sansovini. Alla prima occasione, al 19° minuto, il Pescara passa in vantaggio con il suo capitano, che ora diventa capocannoniere con 9 gol e supera il compagno di squadra Immobile, oggi assente per infortunio, che dormita della difesa del Varese. Gli ospiti su punizione con Zecchin. Controlla Pinsoglio, nessun compagno riesce ad intervenire. Poi attenzione, il lancio di Neto Pereira per De Luca. 1-1 del Varese con il suo giovanissimo attaccante. Maglia 91, classe 91, ex capocannoniere del torneo di Viareggio. Qui De Luca che approfitta di una dormita generale della difesa del Pescara e fa 1-1. Pareggio del Varese con De Luca. Varese che continua ad attaccare. Carrozza di destro al volo, pallone che sfila sul fondo. Maran che dice qualcosa ai suoi uomini. Rivediamo il tiro al volo di Carrozza, davvero una bella azione come costruzione. Finisce così il primo tempo, un po' di tensione con il direttore sportivo del Varese che recrimina qualcosa con gli avversari e con l'arbitro. Si va nella ripresa. Zeman non sembra troppo preoccupato per la prestazione dei suoi, ci prova subito Maniero, tiro che va a colpire l'esterno della rete. E poi attenzione al Varese che va avanti con il suo capitano, e poi l'intervento preciso di Pinsoglio. Attenzione ancora il Varese, mezza rovesciata di De Luca, pallone che si spegne sul fondo. Poi attenzione al Pescara, il tiro di Sansovini, poi il pallone finisce a Conè. 2-1 del Pescara. Ritorna in vantaggio la squadra di Zeman con Livoriano, che tra l'altro aveva giocato già con Zeman l'anno scorso a Foggia, che fa 2-1. Un centrocampista di proprietà dell'Atalanta si fa trovare pronto nell'area di rigore avversaria, riporta in vantaggio i suoi Conè. Attenzione ancora il Pescara in avanti, Sansovini, minuto 72, il 3-1 del Pescara con il suo capitano, con il capocannoniere di questa Serie B-Win, Marco Sansovini. 3-1 del Pescara, la ola dei 15.000 tifosi all'Adriatico per questo Pescara che giunge alla 5ª vittoria consecutiva, non riesce a riaprire la partita nel finale Martinetti. 5° successo consecutivo per gli uomini di Zeman, sempre soli al 2° posto in classifica. 3 punti preziosi per Zeman che non esulta nemmeno oggi, invece festeggiano i suoi giocatori in campo.